sono con Giovanni Catozzi, che è il presidente del gruppo podisti di Adria, che organizza la Sueso per i Ponti. Quanto è diventato difficile o più difficile organizzare una manifestazione podistica di alto livello come questa? Diciamo che c'è meno volontariato rispetto a una volta e troviamo meno disponibilità. Però insomma, quando c'è una manifestazione di un certo rilievo, insomma, la gente riusciamo ancora a convincerla a partecipare e a darci una mano. E l'entusiasmo però è sempre il solito, venire qui ad Adria è sempre uno spettacolo, perché secondo me una manifestazione come questa in un luogo così bello è un punto sicuramente a favore, e anche il suo percorso. Ormai sono 31 anni che si fa, dunque è diventata proprio una classica, proprio nel Veneto la conoscono proprio per la Sueso per i Ponti di Adria. Caratteristica anche perché abbiamo un po' cambiato facendo anche le strade interne della città, proprio quelle storiche, e in qualche maniera insomma abbiamo valorizzato e stiamo valorizzando proprio il territorio adriese. Guardando i numeri delle iscrizioni, che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, i numeri sono molto cresciuti. Diciamo che da 2 anni a questa parte siamo entrati a far parte anche del circuito del Gabbiano, o ex circuito Adriatica LNG, e in qualche maniera questo ci ha dato un po' anche il coraggio di continuare, proprio perché le persone vengono più volentieri. Diciamo che solo oggi gli iscritti competitivi sono circa 230 gli iscritti, dunque poi c'è la camminata, ce ne auguriamo, non dico altrettanti, ma quasi, insomma. Bene, allora un successone sicuramente con la Sueso per i Ponti. Vuoi parlarci anche della Half Marathon? Quella è stata la scommessa che abbiamo fatto l'anno scorso in occasione dei nostri 50 anni di storia. Quest'anno abbiamo la seconda edizione, sempre il 4 di ottobre. Ci auguriamo che anche la Marathon possa avere la stessa continuità che ha avuto la Sueso per i Ponti, cioè proseguire nel tempo, insomma. Bene, complimenti a tutto il gruppo Podisti Adria, grazie Giovanni, buon lavoro. Grazie a voi.
1, via! Attenzione! Giovanni, ci sei? Un applauso anche alle mamme però, Bravi, bravi, bravissimi! Bravi, bravi, bravi! Applausi per... Già qua, guarda, sono già tutti belli pronti. Allora, manca ancora qualche Nico. Un applauso per Nico! Vai Nico! Due ce ne sono, Nico e... Uno dei due è Nico e l'altro adesso ce lo dico. Allora Nico è lui e l'altra è una signorina. Bravissimi. Adesso chiamiamo e dopo il nostro uno e vai con la partenza data dal sindaco di Adria. Grazie di nuovo ancora una volta a lui, un bel gruppo anche di ragazzi, questi più grandi, veramente oggi tanti ragazzi. Azzurra Luciani, la prima ragazza, lei vince la mini podistica. Brava Azzurra, Azzurra Luciani all'ultimo metro, bellissima questa volata. Allora Giovanni Orlando mi ha detto che saranno premiati tutti i bambini, me l'ha detto lui, tutti i bambini delle ragazze della mini podistica, tutti premiati. Abbiamo due ragazzini all'arrivo, ricordo anche a loro di non andare via perché probabilmente c'è un premio per tutti, non andate via, lo diciamo anche ai genitori, agli accompagnatori, gli ultimi grazie, anche loro hanno diritto.
2, 1, via la 31esima edizione della Sueso per i Ponti. Un saluto anche a Daniele Trevisan che ci è venuto a trovare, l'organizzatore della Strassolesino. Buona corsa, buona camminata. Adesso attenzione, vado a dare un'occhiata ai tempi perché poi vi dirò quanto dovremo attendere prima di vedere arrivare i primi concorrenti della gara competitiva. Scusate se mi passo in mezzo. Buona corsa, buona camminata. Dai Marco!
e Germana Turola. Dai, ti leva via. Direi che dovremmo essere ormai verso la coda degli arrivi della gara competitiva. Ci sono ancora diversi camminatori, però Bellissima edizione, la 31esima della Suez Zoo per i Ponti, che ha visto Adria riempirsi di podisti in una magica serata estiva. Ancora una volta la Kermesse Serale Rodigina, tappa del circuito podistico Il Gabbiano, ha richiamato tanti appassionati non solo della zona del Delta del Po, ma da tutto il nord-est italiano, confermando come la sfida sui 6,7 km sia uno degli eventi più attesi in questo periodo della stagione. Oltretutto, l'ideale antipasto per la mezza maratona di Adria, che tornerà a inizio ottobre e per la quale molti hanno fatto le prove generali per verificare il proprio stato di forma. Terzo lo scorso anno, Brahim Taleb ha centrato il bersaglio grosso, conquistando la vittoria in 21 minuti e 45 secondi, precedendo il proprio compagno di squadra dell'Avis di Taglio di Po, Andrei Neagu, staccato di 23 secondi, e che bissa così la piazza d'onore del 2025. Terza posizione per Enrico Maguolo, Atletica Audace Noale, a 31 secondi davanti al compagno di colori Nils Rossetto a 1 minuto, quindi Angelo Motta, della GP di Porto Tolle, a 2 minuti e 46 secondi. C'era grande attesa per la prova femminile dove tornavano le 3 protagoniste dell'anno scorso e questa volta il successo è andato a Sara Bragante, Ranit. Terza lo scorso anno in 26 minuti e 10 secondi, con 33 secondi su Marta Gianninoni, Acquadela, e 59 secondi sulla veterana di 1000 battaglie Giovanna Ricotta, Vicenza Marathon. Fuori dal podio Nadia Ciubac, Lughesina, a 1 minuto e 25 secondi, e Chiara Tiengo, Atletica Audace Noale, a 1 minuto e 31 secondi. Una serata straordinaria batté il sipario sulla 31esima edizione della Suez Zoo per i Ponti. Adria si è trasformata nel cuore pulsante del podismo del nord-est, accogliendo centinaia di appassionati che hanno animato le vie cittadine in un'atmosfera estiva davvero magica. Tappa fondamentale del circuito podistico Il Gabbiano, la Kermesse Rodigina ha confermato l'incanto e il richiamo della sua classica sfida sui 6,7 km, attirando atleti non solo dal Delta del Po, ma da tutto il territorio. Per molti, questa gara ha rappresentato l'ideale antipasto e un test fondamentale per verificare la condizione in vista della mezza maratona di Adria, che tornerà attesissima a inizio ottobre. Un plauso va a tutti i partecipanti, al pubblico caloroso e agli organizzatori che hanno reso possibile questa ennesima festa di sport e condivisione.